Buona giornata, siamo in diretta anche quest'oggi e affrontiamo insieme al nostro ospite un tema abbastanza scottante perché poi riguarderà tutti i cittadini tra non molto direttamente, quindi è bene essere informati anche su queste cose, anche se a volte possono sembrare veramente abbastanza lontane e non compromettenti. Riguardano quindi i soldi. Ne parliamo, adesso capirete anche bene il perché, sempre la stessa cosa, però cerchiamo di sviscerarla e farla comprendere bene. Ben arrivato qui con noi in studio Diego Marchioro, presidente della Consulta della Finanza Locale dell'ANCI del Veneto, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e tra l'altro sindaco del comune di Quartesolo, quindi ben arrivato qui con noi anche quindi in veste di sindaco, con il quale affrontiamo due temi importanti. Da un lato il diniego netto alla chiusura totale da parte del governo alla tesoreria unica e le eventuali ritorsioni che ci potranno essere, prese di posizione, cosa potrebbe succedere, cercheremo di capire insieme nei limiti del possibile, e dall'altro il continuo peso che incombe su tutti gli enti locali perché il patto di stabilità immobilizza qualsiasi tipo di movimento economico anche dove i soldi ci sarebbero stati, perché i comuni, le province o quant'altro, gli enti pubblici sono stati virtuosi, hanno accumulato un bel po' di denaro, lo hanno nelle proprie banche o lo hanno anche investito, come hanno fatto alcuni comuni proprio per evitare di doverlo mandare in tesoreria unica a Roma, però non possono magari pagare, la cosa più semplice, i fornitori, che sono imprenditori che poi si trovano in grossissime difficoltà perché un pagamento a n giorni, parliamo di decine, centinaia di giorni, pesa moltissimo perché c'è una ripercussione anche naturalmente poi sui dipendenti di un'azienda che si vede costretta, come abbiamo visto, a chiudere, senza arrivare poi alle soluzioni estreme. Allora, questi sono un po' i due temi più caldi, poi vediamo se abbiamo tempo anche di affrontarne altri. Potete partecipare come sempre, siamo in diretta, telefonate oppure mandate i vostri messaggi. Io vorrei partire da questo. Tesoreria unica non è la tragedia che magari si vuol far passare, perché i soldi resterebbero. Però c'è un però, gli interessi che la Regione Veneto ha calcolato e che davano un certo tipo di respiro, perché sempre qualche spiccioletto era che poteva muoversi, non ci saranno più. Certi rapporti con la banca vengono meno perché alla luce di quanto io ti deposito ho un potere contrattuale di un certo tipo e magari posso fare certe azioni, e soprattutto poi un controllo centralizzato che viene meno quel principio di autonomia che dava una libertà di azione ai comuni italiani, i comuni, le province e le regioni. Vero è che siamo in Italia, un paese molto lungo, vero è che in una parte d'Italia i comuni si muovono in un certo modo anche scellerato e dall'altra no. Però i cittadini che hanno detto bene, il mio comune è stato virtuoso, ha accantonato tanto, alla fine perché l'ha fatto? Poteva sperperare come hanno fatto tanti altri, saremmo stati molto meglio, avremmo avuto più servizi, più cose, eccetera. Chi se ne frega, tanto alla fine siamo stati livellati, perché alla fine succederà questo, verranno tutti livellati, i bravi come sempre, chi ha dato e chi ha avuto. Esagerando, esasperando, però questo è perché il governo ha dato una risposta chiara al proposito. Adesso vedremo cosa faranno i vari comuni, cosa farete come ANCI. Certo. Beh, allora, lei ha toccato molti aspetti. Sono un po' le tematiche che cercheremo di sviluppare. Allora, cominciamo a dire una cosa molto chiaramente subito. L'interesse dei comuni, delle regioni, delle province, quindi delle autonomie locali, non è quello di accumulare soldi in banca, principalmente. Noi i soldi li raccogliamo dai tributi, li raccogliamo dai nostri cittadini e li raccogliamo per fare dei servizi, per fare opere e per possibilmente pagare presto le imprese che ci hanno fatto queste opere. Quindi ecco, l'obiettivo direi dobbiamo spostarlo dalla questione degli interessi sui conti, che comunque sono un problema, dagli interessi sui conti al fatto che si possa come amministrazioni locali riuscire a investire di più, quindi far più pagamenti. Ecco, quindi il rapporto è strettamente legato al patto di stabilità. Ecco, quindi allora in questo momento i comuni e le regioni, insomma le autonomie locali si stanno ribellando a questo provvedimento perché tutto sommato con i fondi che si sono via via accumulati per gli effetti del patto di stabilità, tutto sommato si prendevano degli interessi sui conti. Però appunto l'obiettivo rimane non quello di avere proventi finanziari, ma quello di fare il nostro lavoro. Ecco. Per cui diciamo, noi in questo momento stiamo protestando vivacemente e credo che sia una protesta giusta, ma noi vogliamo finalizzarla
all'ottenimento di un'apertura rispetto al patto di stabilità. Se lo Stato ha bisogno di questi fondi per fare a sua volta dei pagamenti, senza andare a raccogliere questi fondi sul mercato, perché gli costerebbero molti soldi, quindi a livello generale questo è un provvedimento che non è dannoso allo Stato complessivamente, evita che lo Stato, dovendo emettere circa 260 miliardi di titoli di Stato, possa invece che emetterne 260 emetterne magari 250, 240, 230 eccetera. Però noi diciamo questo, come autonomie locali rispettate anche i nostri pagamenti, quelli che abbiamo accumulato, e sì, quindi condividiamo la cosa. Cioè, allora, se dobbiamo agire in una situazione di coordinamento della finanza pubblica, questo coordinamento deve esserci. Assolutamente. E quindi deve essere un vantaggio reciproco. Però è quello che a me lascia così, ma proprio un ragionamento molto semplicistico, io lo faccio da chi non si occupa di politica, ma come cittadino. Dico, se già ieri il governo ha dato una risposta netta, di chiusura, non se ne parla, non si discute, non mi interessa di questo, ed è una risposta soprattutto ai comuni virtuosi, quindi al nord Italia, ben chiara, di conseguenza alla Lega, che già sappiamo che è sul piede di guerra. Figurarsi se quei soldi lo Stato ne ha bisogno, quindi li assorbirà tutti, interessi compresi, quindi farà quello che deve fare. Se consente il movimento maggiore nel patto di stabilità, quindi di andare oltre, i comuni potrebbero chiedere un qualche cosina di questo gruzzoletto, certo. Quindi il gioco non gli vale più, cioè vale meno la candela, non ha più tutto quell'ammontare ma ne ha di meno. Quindi perché dovrebbe dire sì se ha già dato un no per pochi spiccioli di interessi? Li metteva tutti quanti tranquilli con gli interessi, se ne stavano pacifici. Ha detto no agli spiccioli di interessi, spiccioli, parliamo di qualche miliardo di interessi, figurarsi se dà un lasco maggiore, ma assolutamente. Cioè parlo da cittadino, ma mi sembra un ragionamento in linea. Allora, guardi, ufficialmente si sta parlando di 8-10 miliardi di euro. No? Noi stiamo dicendo da almeno un anno, noi intendo dire ANCI nazionale, stiamo dicendo che nelle casse dei comuni sono fermi a causa della formulazione del patto di stabilità, così come è stata fatta negli anni precedenti e è ancora vigente, abbiamo fermi circa 40 miliardi. Ma infatti, ma se ancora di più non lo daranno mai. È una cifra enorme. Allora, se noi dobbiamo agire, ripeto, in termini di coordinamento della finanza pubblica, se lo Stato giustamente deve fare dei pagamenti e ha bisogno di questa cassa, ecco, io credo che dovremmo comunque riuscire a ragionare, dovrebbe farlo anche il governo, e il ministro Cancellieri ieri mi sembra che abbia dato una certa disponibilità sulla revisione del patto a saldi invariati. Saldi invariati vuol dire che dovremmo condividere i pagamenti, cioè il monte di pagamenti dovrebbe essere un po' spartito fra Stato e comuni. Quindi la revisione che chiediamo noi è in questi termini, cioè dovremmo cercare di equilibrare gli sforzi. Da una parte capiamo che c'è un'esigenza generale di reperimento di questi fondi di cassa, dall'altra diciamo, allora, siccome lo Stato ha dei suoi pagamenti da fare, no? Anche i comuni hanno molti pagamenti da fare, cerchiamo di distribuire anche sul territorio dei pagamenti. Noi abbiamo ditte che si stanno indebitando con le banche perché non ricevono i pagamenti dagli enti locali, e questa è un'esigenza che il governo deve capire. Ma sì, teoricamente, nella teoria sì, nei fatti sembra di no, perché già qualche cosa, ma allora con quegli interessi si sarebbe potuto già pagare qualcuno. Teoricamente. No, perché sono indipendenti. Comunque sono solidi bloccati. Sono contabilità diverse, cioè io posso avere molti soldi in tesoreria fruttifera, quindi prendere il 3% diciamo, di interessi, però continuerei ad accumularli perché il patto di stabilità comunque mi limita nei pagamenti. Assolutamente. Quindi continuerei solamente ad accumulare fondi. Ecco, vediamo un attimo una presa di posizione, quindi un contributo. Calderoli, seguiamolo insieme, cosa dice? E guardate che prima che finisse il governo Prodi c'era stato già un accordo tra Veltroni e Berlusconi per fare il bipartitismo, cioè doveva esserci un partito di centrodestra e un partito di centrosinistra. Quindi a occhio, perché siamo andati, e lo dico anche ai cari alleati, che siamo andati in Piazza Castello, siamo andati in Piazza del Duomo, ma se toccano la legge elettorale per tagliare fuori la Lega, vorrei ricordare loro che c'è anche Piazzale Loreto. Patti chiari, amicizia lunga.
Allora, Calderoli molto netto contro il governo, nella posizione contro il governo, per una serie di ragioni, tra cui vabbè, la riforma elettorale è una di queste, perché ovviamente provocherà una serie di cambiamenti, ma anche perché si è andato a toccare proprio l'autonomia locale. In modo palese il famoso discorso del maggior potere alle autonomie e quindi creiamo un regionalismo più spinto, è caduto completamente. Il federalismo non ci sarà in questi termini. Allora, come lo vede? Allora, come ANCI non possiamo che essere per il rispetto rigoroso della Costituzione. La Costituzione è una Costituzione che parla di autonomie locali. Esatto, però in questo momento noi stiamo ragionando in emergenza. D'accordo? Allora io non mi esprimo né a favore del governo né contro il governo, come rappresentante di ANCI, come rappresentante dei comuni devo fare un'analisi quanto più obiettiva possibile, ma chiaramente vedendo qual è la posizione e l'interesse dei comuni. Ecco, noi diciamo c'è una situazione di emergenza, ce ne rendiamo anche conto, non possiamo andare avanti a testa bassa senza renderci conto di come sia la situazione, però chiediamo che appunto ci sia una comprensione e una condivisione degli sforzi. Adesso l'attacco al governo, che è un attacco politico che la Lega fa, si è dichiarata da subito all'opposizione, quindi comprendiamo benissimo la posizione della Lega, però ecco, noi agiamo come amministratori, agiamo con responsabilità. Noi abbiamo anche giurato fedeltà alla Repubblica, abbiamo giurato sulle leggi e sulla Costituzione, quindi ne chiediamo anche per questo il rispetto. Però dobbiamo capire che l'interesse generale va perseguito con moderazione e intelligenza. Ecco, appunto abbiamo proprio espressioni politiche, qui abbiamo visto una presa di posizione della Lega, adesso vediamo il sindaco di Venezia che invece è un esponente dall'altra parte, quindi teoricamente filogovernativi perché comunque del PD, come lei tra l'altro sindaco di questa espressione, vediamo cosa ne pensa in relazione a questi provvedimenti. È un'intervista che risale a prima di ieri, naturalmente vediamo Ursoni. Il Comune di Venezia, dopo averne discusso in ambito di associazione nazionale nell'ANCI con gli altri comuni italiani, ha deciso di avviare un'azione giudiziaria per rivendicare la propria autonomia. Quell'autonomia che è stata calpestata dall'ultimo provvedimento, nell'articolo 35 dell'ultimo provvedimento del governo, con cui è stata sottratta la tesoreria ai comuni. È questo un provvedimento di grande disprezzo, diciamo, pure per l'autonomia dei comuni, che manifesta una visione centralistica dello Stato che noi come comuni non possiamo accettare. La Repubblica è suddivisa fra Stato, regioni e comunità locali, e le comunità locali sono il primo baluardo della democrazia. Ad esse va data quella attenzione che la Costituzione riserva. Quindi la nostra azione è un'azione in difesa della Costituzione, in quanto la nostra Carta Costituzionale è fondata proprio sul principio dell'autonomia delle comunità locali. Può essere visto come un attacco da parte del governo alla Costituzione, vista anche la riforma che si vuole attuare di carattere istituzionale, comunque attuata da un governo che non è stato scelto dai cittadini, perché tecnico, perché scelto imposto dall'Europa, e quindi su più fronti, voi messi all'angolo. Vedremo se otterrete questa maggiore possibilità di movimento. Io purtroppo, dico purtroppo, ma ancora temo di no, ma sulla base anche di quello che dice un sindaco del PD, espressione del PD, per cui di chi dovrebbe fiancheggiare in ogni caso il governo ufficialmente, però quando rappresenta un'entità locale dice no, qui non ci siamo. Certo. Beh, diciamo che sostanzialmente quello che dicevo anche prima, insomma il sindaco Ursoni è molto bravo, la posizione di Ursoni e dei sindaci è la posizione anche di ANCI, cioè noi come ANCI Veneto interverremo ad adiuvandum nella causa
intentata, diciamo nel ricorso intentato. Quindi questo ricorso cosa vuol dire in semplici parole? Il ricorso dice che ci opponiamo a questo spostamento in tesoreria unica perché lo vediamo appunto come un'azione contraria al principio costituzionale. Io non arrivo a dire che il governo attacchi la Costituzione. Io ho fatto una provocazione perché sostanzialmente... Dico che in questo momento si prendono dei provvedimenti di emergenza che vanno in senso contrario all'autonomia, questo è evidentissimo. Infatti, se però la Costituzione prevede l'autonomia, tu fai un provvedimento contro la Costituzione, certo, se bisogna arrivare, cioè facciamo la proprietà transitiva. Sì, d'accordo, la provocazione è giusta, e io credo che non si possa parlare comunque di un vero attacco, ma di provvedimenti che per sopperire all'emergenza vanno in direzione contraria a quella che stiamo seguendo da molto tempo, che è stata seguita anche da ANCI con fiducia, con speranza, che continuiamo a ribadire come concetto di base, perché è un concetto della Costituzione. Assolutamente, ma questi discorsi poi tanti magari che non sono dentro le dinamiche politiche, chi ci segue, molti telespettatori sono anche estremamente bravi e hanno anche una memoria lunghissima per cui riescono a ricostruire determinati passaggi, però la grande sintesi estrema, io cerco di rendere le cose più semplici possibili. Cosa vuol dire? Che voi comuni, lei stesso fuori onda lo diceva, farete un ragionamento semplicissimo: a me i soldi servono, tac, ti aumento le tasse a livello locale, imposizione locale, infatti avremo guardatevi la busta paga di marzo, per chi ce l'avrà, sarà una bella tartassata, già lo sappiamo, quindi più bassa. Se poi arrivano ulteriori balzelli, cose varie a livello locale, so che ci sono 2 o 3 ambiti dove il comune potrà agire, il cittadino, quello benestante, sempre il solito, che sta bene, che ha un certo livello, può anche fare un nicchiare. Chi si prende anche 1.500, 2.000, 900 euro, cifre e ha una famiglia, tutto quel che vuoi, sentirà il peso. Chi resta senza lavoro improvvisamente e si trova l'IMU 15 giugno, data fatidica in cui uno farà 2 conti, si renderà conto di cosa dovrà pagare. Ci sono un sacco di persone, pensionati eccetera, che hanno una casa grande, vecchia, malandata e hanno una pensione ridotta all'osso. Pagare quelle tasse peserà tantissimo. Faranno la fila davanti agli uffici del sindaco dicendo: signor sindaco, a questo punto non posso pagare la bolletta, non posso pagare questo, perché questa è la situazione che si presenta, lo sa benissimo anche la regione, lo sanno, però se soldi non ce ne sono e se voi chiederete più soldi perché lo Stato centrale sta cercando di salvare la sua emergenza, di cui il cittadino tutto sommato che ha bisogno non gliene può fregare di meno, perché dice io ho la mia in casa, stiamo attenti a queste dinamiche, perché poi le imprese a loro volta non hanno più interesse a investire in un territorio depauperato sotto vari profili o che ti tartassa, perché già sappiamo che ci sono aziende che stanno decisamente spostandosi appena qualche chilometro più in là. Queste sono alcune, le buttate là, le approfondiamo, seguiteci, pochissimi secondi veramente di intervallo pubblicitario, ritorniamo insieme. Allora, io poco prima della pubblicità ho fatto diverse provocazioni, un po' per dire, se poi il comune chiede più soldi ai cittadini, questi manco hanno i soldi per fare il pieno di benzina, 2 euro al litro, che pagano i tributi ulteriori anche dei comuni, non gli interessa niente di qualsiasi servizio il comune possa fare, perché la sopravvivenza è vitale. Stiamo parlando di masse importantissime. Se le aziende non fanno girare l'economia perché il prodotto non si vende, perché il cittadino non può acquistarlo, chiudono e ci troviamo veramente altro che col PIL in meno. Andiamo veramente in brevissimo tempo, tanto possiamo salvare l'Italia che poco serve salvarla se poi nell'economia reale questa è infagottata. Certo, allora i comuni sicuramente staranno molto attenti a pesare il meno possibile sui tributi, però devo spiegare anche questo. Perché diciamo, parliamo di realtà vere. Di realtà, assolutamente. Ecco, allora, noi abbiamo a che fare con una normativa sull'IMU che prevede un prelievo molto più consistente rispetto a prima. Allora, lo Stato ha stabilito il 7,6 per 1000 come aliquota di base per le seconde case e le attività produttive, i capannoni eccetera, e un'aliquota di base del 4 per 1000 per la prima abitazione, con qualche facilitazione in più sui 200 euro di detrazione per la prima abitazione, la detrazione di 50 euro per ogni figlio a carico inferiore ai 26 anni eccetera. Però diciamo, il prelievo così sarà un prelievo molto più ingente rispetto a prima, però chiede che i comuni passino comunque, diciamo che si versi il 50% di questo prelievo allo Stato. Tutto quello che riguarda le seconde abitazioni sarà spartito al 50% con lo Stato.
Oltre a questo c'è da dire che il computo di quello che i comuni incasseranno dall'IMU viene confrontato con quello che si incassava con l'ICI nel 2010. Tenuto conto del prelievo del 50%, il computo andrà a pareggio, perché c'è un fondo di riequilibrio generale, nazionale, che se il comune incasserà qualcosa di più dall'IMU, sempre con questi criteri del 50% allo Stato, se in questa maniera il comune incasserà qualcosa di più dovrà darlo al fondo di riequilibrio, quindi gli saranno tolte delle risorse di trasferimenti per andare a pareggio. Ugualmente, se il comune incasserà di meno dell'ICI 2010, il fondo di riequilibrio gli rifonderà queste cifre. Quindi dobbiamo considerare che... Sulla seconda casa? No, su tutto. Ah, su tutto. Dobbiamo considerare quindi che i comuni di IMU ad aliquote base non incasseranno né un euro in più né un euro in meno rispetto al 2010. Quindi tutto a vantaggio dello Stato. Diciamo che il 50% però del maggiore gettito va allo Stato. Allora, in questa situazione noi abbiamo molti cittadini che pensano che adesso con l'IMU i comuni avranno più soldi a disposizione. Errore. Non è così, a meno che appunto i comuni non decidano di aumentare l'aliquota. E quindi quello che avranno in più dall'aumento di aliquota non è da spartire con lo Stato, ma se la tiene il comune. Allora, diciamo che lasciamo stare l'aumento per il momento e diciamo il comune incasserà di IMU la stessa cifra che incassava nel 2010 con l'ICI. Però nelle leggi finanziarie, sia quelle delle ultime leggi, le ultime norme del governo Berlusconi, sia le prime del governo Monti, hanno stabilito che i comuni avranno trasferimenti comunque in meno, cioè quel grande fondo di riequilibrio di cui si parla, che serve per riequilibrare anche disparità geografiche, insomma. Certo. Ecco. Allora, questo grande fondo di riequilibrio è stato ridotto, si ridurrà nel 2012, sia per l'ultima disposizione del governo Berlusconi, sia per la prima disposizione del governo Monti, di 3 miliardi e 200 milioni complessivamente. Quindi il fondo di riequilibrio viene abbassato, quindi i comuni si ritroveranno ad avere trasferimenti in meno rispetto al 2010. Sì, assolutamente. Quindi, allora, pari IMU all'ICI, però 3 miliardi e 200 milioni in meno complessivamente, quindi dobbiamo calcolare quella che è la riduzione. Quindi noi sostanzialmente siamo assolutamente costretti, per mantenere il livello passato, a fare qualche operazione. La farà qualche sindaco, deciderà di farla sull'IMU, qualche altro sindaco deciderà di farla sull'addizionale IRPEF. Senza dubbio, però a quel punto vi trovate di nuovo a pesare sui cittadini. Però l'equilibrio di bilancio, un sindaco ha l'obbligo di mantenerlo. Sì, certo, però alla fine... Perché se il bilancio non sarà equilibrato, chiaramente noi abbiamo fatto, circa da 10 anni a questa parte abbiamo operato riduzioni sostanzialmente delle nostre uscite, perché i trasferimenti dello Stato dal 2003 al 2010 per i nostri comuni come media veneta sono stati ridotti del 27%. Negli anni 2010, 2011 e adesso nel 2012 avremo una ulteriore riduzione che arriveranno fino a circa il 40% in meno. Ecco, voi capite che in questa situazione i comuni hanno dovuto ridurre le loro spese, cioè noi abbiamo ridotto effettivamente servizi, abbiamo praticamente fermato moltissime opere e siamo veramente arrivati al fondo del barile. In questa maniera qua non riusciamo ad operare normalmente, senza voler fare niente di straordinario, non riusciamo ad operare normalmente se non ritoccando molto probabilmente. Esatto, però questo ritocco alla luce di un già ritocco esistente, perché lo Stato con Berlusconi ha ritoccato, chiamiamo ritoccato, questo governo ha straritoccato da tutte le parti, ritocco su ritocco, oltre poi la frase di Monti, l'imposizione indiretta dove dovrebbe andare a gravare, che già è allucinante l'imposizione indiretta, perché la benzina è un'imposizione indiretta, siamo arrivati a delle tariffe pazzesche, quindi tutte l'IVA che aumenterà a settembre, perché dimentichiamo a settembre il 23% dell'IVA, rendiamoci conto che quelli sono i soldi che il cittadino porta a casa, anzi
sono ancora meno, perché anche il cittadino come il comune ha subito una riduzione, perché c'è chi ha perso il lavoro, c'è gente che molti perderanno il lavoro, non sono previste casse integrazioni ulteriori rispetto a quelle che sono già state giorni consumati. Quindi attenzione a non arrivare al paradosso. Certo. Il cinquantenne, io continuo a farlo come esempio perché sono realtà, giustamente i nostri telespettatori vogliono che sia sottolineato e hanno perfettamente il cinquantenne e la cinquantenne che perdono il posto di lavoro, non lo troveranno mai più. Se poi hanno 2 figli giovani da mantenere, fattacci loro, andranno dal sindaco a chiedere soldi, ma voi rischiate veramente di trovarvi non in 5 mesi, ma il prossimo anno a dire oddio cosa sta succedendo. No, perché sta già succedendo. Ecco, è molto mentre ci troviamo comunque che 600 milioni all'anno se li prende qualcuno e che ci sono stipendi che non sono intoccabili perché sono dipendenti o di regioni o quant'altro, dove solo chi dipende dallo Stato potrà avere il tetto massimo di 300.000 euro. Che poi, paradosso, porta da 100.000 chiuse qua fino a che non termina la crisi. Pensioni di 30.000 euro al mese. Certo. Abbiamo pensioni di 30.000 euro al mese, ci rendiamoci conto. Siamo fuori dalle logiche umane. Io so che a Quintorno di Quartesolo ci sono persone che hanno proprietà anche agricole e che vivono della pensione. Sì, cosa certo. fanno? Lo devono buttare giù? No, allora per quanto riguarda le proprietà agricole, perché anche quello sarà un altro... Le attività agricole, diciamo che c'è un atteggiamento di attenzione nei confronti delle attività agricole. Credo che un po' tutti quanti i sindaci decideranno comunque di operare qualche agevolazione, qualche riduzione per questo aspetto. Però i redditi, no? Allora, se i comuni si ritroveranno a non poter garantire l'assistenza sociale, adesso lei ha messo il dito nella piaga, no? Noi dobbiamo prevedere comunque degli aumenti di spesa per quanto riguarda l'assistenza sociale, gli interventi che facciamo. Ecco, noi abbiamo già registrato nel tempo una serie di maggiori richieste e quindi arriveremo ad averne ancora di più. Ecco, noi comunque dobbiamo poter dare delle risposte. Quindi il nostro bilancio, anche proprio a livello di servizi sociali, e nei servizi sociali, guardi, c'è l'asilo nido, sono servizi sociali anche i servizi che i comuni danno alle scuole del comune, perché altrimenti comunque i genitori se li sentiranno chiedere dal preside come contributi per il funzionamento della scuola, perché anche la scuola in questi anni è stata depressa molto per quanto riguarda gli investimenti. Allora, ecco, noi dovremo fare da ammortizzatore sociale, purtroppo dovremo e ma fare la voce grossa finché possibile. Allora, ecco, a Roma. Mi faccia arrivare lì. Sì. Allora, lei ha citato giustamente delle aberrazioni che ci sono e che devono essere eliminate. Noi contiamo fortemente che il governo effettivamente, oltre a dirlo, lo faccia degli interventi sulle retribuzioni che non hanno nessuna giustificazione dal punto di vista, ma neanche delle capacità. Cioè, voglio dire, poi non è un'azienda privata, perché il privato può, uno che percepisca, un funzionario dello Stato, per quanto apicale, che percepisca massimo 300.000 euro l'anno di stipendio, dico che insomma ha di che vivere proprio veramente molto molto bene. Quindi ecco, su questo devono essere fatti degli interventi che sono una questione morale, anche questa, no? Quindi aspettiamo che il governo attui effettivamente queste riduzioni, però una riflessione la dovranno fare anche magari regioni o province che in questi anni hanno distribuito stipendi che sono quantomeno criticabili. Ecco, una riflessione dobbiamo farla tutti. Questo non è il caso dei comuni in genere, perché noi insomma... Comuni minori, quelli più grandi abbiamo visto... non hanno mai distribuito quelli più altri comuni abbiamo il listato delle persone. Ci sono delle norme precise da rispettare, per cui le abbiamo rispettate, anzi in molti casi siamo stati al di sotto di quello che sarebbe anche consentito. Ecco, quindi c'è una riflessione da fare a carattere generale. E il governo la deve fare assolutamente se vuole evitare che ci sia il rischio, diciamo il rischio Grecia, insomma, no? Quindi una situazione poi che diventa incontrollabile. Ecco. Io mi auguro che ci sia da parte di tutte le forze politiche un senso di responsabilità, cioè che si agisca con senso di responsabilità. La situazione è sicuramente molto delicata, i conti dello Stato non sono
ancora del tutto in sicurezza, non lo sono neanche i conti europei, per cui se cominciamo a litigare fra di noi, a creare una situazione di scontro sociale, usciremo molto meno facilmente dalla situazione. Assolutamente. Ma guardi, la cosa che un po' preoccupa è toccare il paese reale. E i nostri politici non sanno neanche dov'è il paese reale, lo dimostrano costantemente da esternazioni, frasi che dovrebbero neanche pronunciare, e dal fatto che in situazioni che avrebbero potuto trovare una soluzione immediata, la TAV per esempio, o comunque a pacificare gli animi senza creare, diventano fenomeno per fomentare focolai in tutto il paese, certo, anche in luoghi dove non avrebbero ragione d'essere. Perché? Perché c'è tensione sociale, dove il fomentatore prende lo spunto. Quando le persone sono calme e tranquille e comunque la pagnotta ce l'hanno, tu puoi prendere spunto quanto vuoi, non trovi, come è successo in passato, e la cosa si finisce lì, la limiti. Quando poi invece le persone sono arrabbiate, io conosco molte persone normalissime, arrabbiate perché a 40 anni hanno perso il lavoro, hanno il bambino piccolo a casa e non hanno ancora il posto all'asilo perché hanno perso il turno, perché prima il lavoro ce l'avevano, e hanno un senso di agitazione forte. Tra 1 anno e mezzo, 2 avranno una situazione pesantissima, perché il genitore, devono anche magari aiutare il genitore che non ci arriva con la pensione minima. Rischiamo che questi focolai per la TAV della situazione, che potrebbe essere la pedemontana, ti faccio l'esempio banale, di tante altre, diventano motivo per sollevarsi. Possono nascere dal nulla, da tante piccole cose che poi si muovono anche sulla rete, sul web. Vediamo la taglia che viene messa per prendere il ladro del negozio, che però provocano un eco forte, perché c'è voglia di, a un certo punto, quella è la paura, cioè non portare le persone allo stato di essere esasperate. Perché allora succede che quando vai a fare le primarie ti saltano i conti e non capisci bene perché, e chi è questa persona, ma chi l'ha sostenuta, e chi l'ha... Io ho fatto l'esempio di saltano i conti, nel senso che ti sfuggono le situazioni di mano in modo inspiegabile e magari dentro si innescano dei meccanismi di criminalità organizzata, senza fare nessun tipo di allusioni, perché abbiamo il figlio di Torina in città, non l'hanno voluto giù, caspita, il sindaco di Corleone ha detto via da qua, ce lo troviamo qui, dove la criminalità organizzata sta già prendendo piede. La criminalità organizzata prende piede dove c'è ricchezza, ma soprattutto dove c'è anche bisogno. Dove possono, se noi inneschiamo dei meccanismi favorevoli a questo, perché creiamo esasperazione degli imprenditori e dei cittadini, dopo possiamo metterci le mani nei capelli e strapparceli, ma il gioco è fatto. Certo. Cioè io le ho fatto ad esempio proprio delle buttate così, perché le colgo dal paese reale. È così. Io dico comunque come amministratori locali noi abbiamo la possibilità, se ci viene concessa, di distribuire lavoro e di distribuire anche e di far pagamenti. Ecco. Allora, prendendo spunto dalla situazione attuale, perché è chiaro che se si mobilitano risorse si può anche vedere una ripresa e quindi le aziende non sono incentivate a mettere in cassa integrazione o peggio ancora a licenziare. Se non si muove niente. Non si muove niente, cioè se noi teniamo in cassa i soldi, no? È proprio questo l'argomento di oggi, se noi teniamo in cassa i soldi non servono a nulla. Quindi bisogna a questo punto aprire queste casse. Ecco, bisogna aprire le casse. Noi abbiamo elaborato in ANCI Veneto una proposta, che ci sembra una proposta assolutamente fattibile e ragionevole da proporre al governo, da proporre voglio che questa proposta ne parli proprio bene, perché poi i cittadini vogliono soluzioni, questa potrebbe essere una soluzione. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, quindi veramente pochi secondi, aspettate perché c'è la soluzione, si spera. Allora, eccoci qua, aspettavamo la proposta perché è importante a questo punto che i comuni uniti, ANCI nella fattispecie, faccia la voce grossa per ottenere qualcosa in più, perché sennò abbiamo visto che il sistema finisce che si chiude in se stesso e la base viene colpita. Voi avete una proposta importante. Sì, allora noi diciamo in questo momento siamo coerenti con le iniziative del Sindaco di Venezia, perché anche ANCI Nazionale ha proposto questo ricorso, seguiremo fino in fondo la strada del ricorso. Poi diciamo, comunque sia l'esito del ricorso, noi facciamo anche questa proposta. Noi sappiamo che nelle casse dei depositi dei comuni c'è molto di più di quei 10 miliardi di cui si sta parlando. E noi diciamo questo, noi, ci avete fatto il prelievo,
avete messo in cassa, in Banca d'Italia dei soldi, molti miliardi, allora se il 30% di questi, noi stimiamo che siano circa 50 miliardi alla fine, no? Allora se il 30% di questi soldi, di questi denari, ci viene girato a livello di maggior possibilità di pagamento sul patto di stabilità, noi avremo la possibilità di fare i pagamenti, magari di fare qualche opera in più e quindi di muovere l'economia locale. Mettere sul mercato del lavoro questi soldi, e non sono pochi, ripeto, ci dà la possibilità di distribuire a livello locale delle risorse che servono magari a fare in modo che qualche azienda non pensi di mettere in cassa integrazione persone, non pensi di licenziare addirittura. Quindi ecco, è una proposta direi molto meditata, ma anche molto realistica, no? Nel senso che condividiamo con lo Stato. Prima parlavo di coordinamento della finanza pubblica, coordiniamo con lo Stato un'azione che veda da una parte e dall'altra dei vantaggi. Credo che lo Stato portarsi a casa comunque una somma così importante, portarsi a casa nel senso che è nella disponibilità, non certo che ce la porti via, no? Perché sono sempre soldi nostri dei comuni, ecco, che ci dia la possibilità. Il Ministro Cancellieri parla di saldi invariati, ecco, allora vediamo di distribuire fra i pagamenti che deve fare lo Stato e i pagamenti che devono fare gli enti locali, di distribuire almeno verso gli enti locali questo 30% di risorse che sarebbero comunque linfa importante. Quando è che andate a presentare questo tipo di Noi adesso l'abbiamo elaborata in ANCI Veneto, la presenteremo nei prossimi giorni con una riunione di direttivo e quindi la proposta fatta a livello generale. L'anticipo perché ormai in consulta è stata discussa e approvata. Quindi questo potrebbe costituire una fattibile soluzione, insomma. Certo. Ecco, proprio per commentare quanto diceva lei, abbiamo un altro contributo, chiedo appunto dalla regia questa volta di utilizzarlo proprio per completare un po' il discorso, di Bitonci, quindi sindaco di Cittadella, che si pronuncia a riguardo. Sentiamo insieme. Nicchia poi commenterà. La Lega Nord sta studiando un ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione sulla decisione del governo di cancellare le tesorerie comunali a favore di una tesoreria unica. Lo ha riferito al nostro microfono il deputato della Lega Nord, Massimo Bitonci. È una norma centralista, veramente lo scippo della tesoreria unica che costerà circa 9 miliardi è una norma che porta via l'autonomia finanziaria dei comuni, quindi è una norma anticostituzionale. Infatti già qui si prevedono già i ricorsi delle regioni Piemonte e Veneto, probabilmente anche della regione Lombardia e di molti enti locali. Non nascondo che stiamo studiando anche come Lega Nord eventuali ricorsi anche cumulativi, una specie di class action come enti locali. Per la Regione e per gli enti territoriali il ritorno al vecchio sistema della tesoreria unica significherà non avere disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario. Il tesoriere di ciascun ente potrà e dovrà soltanto curare pagamenti e riscossioni senza poter gestire in modo autonomo la liquidità dell'ente. E il centro studi dell'ANCI ha valutato in circa 8,6 miliardi di euro l'anno il drenaggio di risorse degli enti locali a Roma. I comuni potevano gestire in autonomia queste risorse finanziarie, adesso da marzo invece no, e penso che sia una scelta estremamente grave che vada a ledere l'autonomia finanziaria dei comuni, che è, come dicevo prima, un principio che è sancito dalla Costituzione. Ecco qua, tra l'altro stiamo ricevendo appunto messaggi da parte dei telespettatori che sono in situazioni esasperate. Commentiamo un po' l'intervista. Muraro, per esempio, presidente della provincia di Treviso, ha già bloccato il tutto, ha fatto investimenti. Sì, diciamo che questo è... anche Pietro Verona, se non sbaglio. Sì, questo è un tentativo di mantenere il controllo diretto delle risorse, però è sempre una permanere delle risorse all'interno di investimenti finanziari che non sono mobilitazione di risorse per le aziende. Ecco, io credo che la protesta è una protesta condivisa. Il ricorso è un ricorso che anche ANCI nazionale sta seguendo, quindi ecco, noi seguiamo questa strada perché riteniamo che sia giusto che deve farlo. Ecco, però c'è anche questa proposta, è una proposta che secondo noi è assolutamente una proposta fattibile, è una proposta ragionevole,
credo che il governo dovrà confrontarsi con questo nostro sì, atteggiamento. Assolutamente, stanno arrivando dei messaggi che scrivono per casi esasperati, persone che dicono a questo punto se facciamo scattare una rivoluzione, non avendo niente da perdere mi ci butto, visto quello che è successo in Libia e così via. Un po' quello che avevo accennato prima, quando uno perde il lavoro, non riesce a mantenere la famiglia, si sente umanamente umiliato, non gliene interessa più niente, perso per tutto, per quello che ha, effettivamente tanto vale provare a lottare per qualche cosa concretamente. Voi che siete la rappresentanza democratica più vicina al cittadino, avete comunque una responsabilità, al di là di far quadrare il bilancio. Dico che sì, ai cittadini che il ci bilancio scrivono non si quadra per gli interessi del sindaco, si quadra per fare degli interventi. Però il cittadino che perde il lavoro, che sta perdendo anche la famiglia, non interessa niente. Sì. Forse vi interessa però mantenere la pace sociale. Sì, ma allora io dicevo prima, noi siamo un elemento di welfare. Assolutamente. Le amministrazioni locali fanno interventi importantissimi di welfare, anche magari qualche volta in sostituzione di altre autorità che magari non riescono a farlo o non vogliono farlo. E quindi noi i nostri interventi sociali li stiamo facendo e dobbiamo anche trovare la maniera per aumentarli, cioè noi prevediamo un aumento di richiesta e quindi dobbiamo seguire questo aumento di richiesta. Molti sindaci si interessano di fare in qualche modo trovare posto di lavoro a persone che l'abbiano perso. Io anche personalmente ho molte richieste e in qualche maniera cerco in ogni caso di favorire il reinserimento. No, ma sai cosa? Che la buona volontà individuale nessuno la dice, perché poi sappiamo che ovvio c'è, è che chi sta dall'altra parte si aspetta provvedimenti istituzionalizzati. È quello, perché allora voi siete coperti, il cittadino si sente più tranquillo e le cose vanno meglio. Invece in questo momento i provvedimenti istituzionalizzati sono tutti il contrario. Sì, diciamo che comunque l'assistenza che i comuni fanno è istituzionale. Quindi diciamo che se ci sono situazioni di particolare difficoltà, i comuni intervengono in queste situazioni, finanziano o trovano soluzioni come quelle che stavo dicendo. Quindi diciamo che il primo sportello un po' per rispondere è quello del comune. Comunque, allora i cittadini, diciamo, tanti non vengono perché si vergognano, ma questa è per loro non un intervento di elemosina, è un intervento che è un diritto, cioè fa riferimento a un diritto. Bravissimo, questa cosa è molto molto importante, quindi un messaggio a tutti quanti coloro che ci ascoltano, che hanno bisogno, hanno difficoltà, non vergognatevi, non ricorrete ad altri sistemi, questa è la cosa fondamentale, ad altre vie. Esiste il sindaco, bussate alla porta, chiedete comunque un colloquio, è fondamentale non vergognarsi, perché poi pagando le tasse si hanno anche dei diritti, insomma finché ci esiste la democrazia così è. Ringraziamo il nostro interlocutore di essere stato qui con noi dell'Anci Veneto, speriamo di averlo ancora ospite con noi in trasmissione. Grazie ai nostri telespettatori che hanno partecipato con i messaggi, noi ci ritroviamo come sempre domani alle 12:40. Grazie.